20:10, buonasera, ben ritrovati in diretta su Antena 3, una serata straordinaria come sempre, lo abbiamo detto, cominciamo con il candidato sindaco per il centrodestra Treviso, buonasera, ben trovato Mario Conte. Buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Poi dopo di lei ci sarà Ring come ogni lunedì, non parliamo di politica questa sera ma di Felice Maniero, dopo quell'intervista ai quotidiani pubblicata dal Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, Nuova di Venezia, il Corriere delle Alpi, cioè i quotidiani del gruppo Gedi del Veneto e ovviamente le reazioni e tutto quello che ne consegue. Avremo una puntata straordinaria con il condirettore Paolo Cagnan, l'ex procuratore Antonio Foiadelli e Michela Pavesi, zia di Cristina che fu uccisa in uno degli assalti della Mala del Brenta. Allora, faccio vedere subito da Re? Prego. Cosa ha detto il segretario nazionale? Procediamo. Guardi il titolo, Treviso, Conte con Genti? Punto di domanda. O Genti con Conte. Lo sapevo che faceva subito un'osservazione di questo tipo. Vediamo il servizio di oggi. La lista del governatore e dello sceriffo. E questa è la svolta della Gentilini Story, con l'ex sindaco a capo della lista Zaia alle prossime amministrative per Treviso di fine maggio. È una condivisione di persone che sono comunque all'interno della Lega, che hanno avuto visioni diverse in questi periodi, anche contrapposizioni forti, ma che adesso bisogna mettere da parte divisioni e modi di pensiero e pensieri diversi, ma con un unico obiettivo: riconquistare la città di Treviso. La svolta dovrebbe concretizzarsi in settimana al K3, dove Gentilini, Beppi Basso, il portiere Sando Zampese incontreranno i vertici del partito. Si deve decidere in una riunione di sezione, con la sezione di Treviso, presenti naturalmente il segretario provinciale Dimitri Coin, Candura, e naturalmente con Mario Conte, e là si decideranno i dettagli di questa operazione. Il segretario non conferma né però smentisce la presenza alla riunione anche del governatore Zaia, vero motore dell'intesa. I rapporti tra i vari componenti della città di Treviso si sono sempre tenuti e fatti. Adesso bisogna chiudere una volta per tutte queste chiacchiericci e queste contrapposizioni. Incontro dove verrà definito e sottoscritto tutto, ad iniziare dai ruoli, in caso non impossibile, visti i precedenti, che la lista del governatore e dello sceriffo abbia più consensi di quella leghista. Per questo il segretario è categorico su possibili distinguo. Ma guardi, all'interno della lista Zaia e della lista Lega ci sono comunque uomini della Lega, non cambia niente. A che punto siamo? Siamo sicuramente a un buon punto. Credo che questi episodi comunque siano sinonimo di un partito vivo e in crescita, e è evidente, l'ha dimostrato anche il risultato alle ultime elezioni politiche. La partita su Treviso è importante, anzi oserei dire fondamentale, perché vogliamo a tutti i costi riconquistare la città dopo i 20 anni che hanno caratterizzato le due amministrazioni di Gobbo e Gentilini. Quindi da parte mia c'è sempre stata la disponibilità per aprire e tenere vivo un dialogo anche con quella parte, come diceva il segretario nazionale Tony Darè, che in questo periodo ha preso un po' le distanze dal movimento. Credo però che sia altrettanto importante rispettare il lavoro che i militanti in questi anni hanno sempre fatto con costanza, passione, dedizione, e quindi ben venga questo dialogo che si è riaperto e che in questi giorni speriamo ci porti a un risultato, ma sempre tenendo ben presente che c'è un equilibrio anche di una coalizione che sta da tempo già lavorando nel programma elettorale, nella composizione delle liste in modo assolutamente responsabile. Questo ci tengo a dirlo perché per esempio con Forza Italia, dove abbiamo fatto l'accordo dove ci sarà il vice sindaco Andrea De Checchi, c'è un rapporto straordinario che sta veramente portando dei risultati molto importanti, ma per i trevigiani, perché l'invito che faccio io per l'ennesima volta è veramente ad un atteggiamento responsabile da parte di tutti. La ragion di Stato deve prevalere davanti a qualsiasi altra logica e il nostro obiettivo è quello di vincere Treviso. La ragion di Stato o di partito, diciamo, in questo caso. No, la ragion di Stato. Per lei è la ragion di Stato. La mia ragion di Stato è l'esigenza che i trevigiani manifestano quotidianamente e ci chiedono di riconquistare la città. Non ho potuto non notare però che ha cercato di ribadire subito come il vice sindaco, essendo un ticket, definiamolo come vuole,
spetti quel ruolo ad Andrea De Checchi, perché nei giorni scorsi, insomma, Forza Italia un po' si è agitata, viste anche i rapporti tesi che avete a Roma, perché dice, si trovano d'accordo con Gentilini, non è che Gentilini fa il vice sindaco, No, tocca a De Checchi, allora dice Forza Italia. credo che tra persone intelligenti bisogna ragionare veramente parlando di progetti e non di poltrone. La spartizione dei poteri all'interno della giunta o delle sedie, insomma cosiddette sedie, tanto odiate sedie dei cittadini, è un argomento che in questo momento non ci riguarda. Certo che arriveremo a un punto dopo la vittoria che dovremo decidere chi farà cosa, però questo è un problema che abbiamo successivamente. Con Forza Italia il progetto è nato veramente su una condivisione di visione di città, su un progetto condiviso e su un percorso che vogliamo fare insieme, ma non solo con Forza Italia, c'è anche Beppe Mauro, c'è Mirko Visentin, c'è la civica di Toni Dotto, quindi ci sono tutta una serie, c'è il gruppo della Tania Santi e di William Lombardo, ci sono tutta una serie di forze politiche, cittadine e civiche che hanno aderito al nostro progetto. Noi siamo sempre aperti a sederci al tavolo con chi vuole condividere questo percorso e questo progetto, non però presentandosi chiedendo subito il conto da pagare, perché noi responsabilmente vogliamo presentare ai trevigiani una proposta amministrativa. Poi chi farà cosa lo decideremo una volta vinto. Però è chiaro che voi siete galvanizzati dal risultato del 4 marzo. È vero anche che c'era un sondaggio, diciamo, un presentore elettorale, perché si voterà, credo, 27 maggio, tra le credo che la ipotesi data c'è sia quella. abbastanza obbligata il 27 maggio, anche se manca l'ufficialità. Ed è molto lontana ancora, no? Diciamo. È lontana ma non lontanissima, come abituati... si suol dire. Certo, Mancano 10 settimane all'alba. Ecco, in queste campagne elettorali siamo abituati a essere frizzanti e bisogna essere più scattanti che degli atleti ci siamo da lungo... abituati con l'ultima campagna elettorale delle politiche che è durata 4-5 settimane. Questa sarà un po' più lunga ma non è lunghissima comunque. Meglio essere a benzina che a diesel, insomma, in questo momento. Certo. Però c'è questo sondaggio che vi darebbe testa a testa. Ma allora, con Manildo. Io i sondaggi li prendo sempre con le pinze, è comunque un punto di partenza che stiamo analizzando. C'è un altro dato però che ci incoraggia molto, è appunto il dato delle politiche che stiamo analizzando sezione per sezione, soprattutto nei quartieri, e questo ci dà motivo di essere fiduciosi e ci dà anche lo sprone a essere coesi ed impegnarci ancora di più, soprattutto in alcune zone della città che per noi possono risultare un po' critiche. Dove vede le zone critiche più che altro per la Lega o la vostra coalizione? Ci sono alcuni quartieri che storicamente magari non sono proprio stati schierati dalla nostra parte e anche in centro storico noi dobbiamo lavorare. Esatto. Però credo che una forza di centrodestra unita possa sfondare veramente a 360 gradi in tutto il territorio comunale, e questo ce lo dicono i dati delle ultime politiche, non me li sto inventando o mi sto basando su uno storico. Lo storico è quello di qualche settimana fa, quindi sono ottimista sull'esito appunto di questa tornata elettorale, però consapevole che ci vuole l'impegno e la dedizione da parte di tutti. Ci tengo di nuovo a ribadire e a ringraziare anche il gran lavoro che tutti i militanti della Lega Nord stanno facendo, perché quasi tutte le sere sono impegnati nell'elaborare il programma elettorale, nel raccogliere le esigenze dei cittadini. Io lo faccio personalmente, ma ho tanti candidati che si stanno muovendo nel territorio e lo stanno facendo veramente con passione. Allora Manildo sabato lancerà la sua campagna elettorale, Tutti in campo per il secondo tempo si chiama. Lei come risponde? Ma io credo che Manildo dopo il primo mandato sia già arrivato abbondantemente anche dopo il terzo tempo, che solitamente nel rugby è il tempo della festa, quindi credo che la festa è finita. Sta a noi però presentare ai trevigiani la proposta giusta e accattivante, e di questo sono sicuro che lo faremo e lo presenteremo a brevissimo. Ascoltato, so che lei è un telespettatore attento di Antena 3. Ha seguito Maristella Caldato settimana scorsa? No, l'ho seguita. Mi scuso con la Maristella Caldato, però purtroppo avevo anche un appuntamento di lavoro e quindi l'ho seguita a pezzi, diciamo. Però c'è un momento molto chiaro in cui domando, ma dovesse poi esserci un ballottaggio, dovesse questo ballottaggio non riguardarla, chiedo a Maristella Caldato, mi sembra che la strada col Partito Democratico, col centro-sinistra, sia chiusa definitivamente. Quindi per il sillogismo
Ma guai, io non so... Ha detto non libertà, so. ovviamente, Esatto. Io non, di voto in quel caso ai suoi, quanti la dovessero preferire. Non so cosa farà Maristella Caldato, alla quale tra l'altro auguro anche a lei un in bocca al lupo, perché il rispetto per i candidati è totale. L'elettorato di Maristella Caldato non lo vedo così vicino alla Lega o al centrodestra. C'è altrettanto da dire che il trattamento che questa giunta ha riservato a Maristella Caldato in questi 5 anni non è stato proprio dei migliori, e quindi capisco anche questo sentimento di frustrazione che un po' la caratterizza nei confronti di questa amministrazione, e magari chi lo sa, le vie del Signore sono infinite, però io intanto noi puntiamo a vincere al primo turno. Al primo turno? Noi ci poniamo sempre l'asticella molto in alto, e poi tutto quello che verrà ne faremo le adeguate Vuol dire 50+1. analisi. 50+1, 50+2, 50+3, non ci spaventiamo, noi dobbiamo porci l'obiettivo più ambizioso possibile, e è quello di vincere al primo turno. Bene, l'ultima volta abbiamo parlato molto dei quartieri, no? Li abbiamo citati in particolare anche adesso. È vero che in centro storico il risultato di questa tornata elettorale vi consegna un lavoro da fare. La Caldato che citavamo adesso ha per esempio detto molto sul sociale e sulla sicurezza, per esempio un comandante che sia a tempo pieno. Mi dice qualcosa del vostro programma, cui state lavorando, e credo ormai sia addirittura d'arrivo? Il programma è in fase di completamento, e anche di questo sono molto soddisfatto. Abbiamo completato una prima fase di ascolto sia in centro storico che nelle periferie, e un fattore comune che lega centro storico e periferie sono proprio questi due temi, sociale e sicurezza. Allora, le iniziative da mettere in campo sono molteplici, però noi crediamo, per esempio, nel campo del sociale, che molti problemi della società attuale si debbano e si possano risolvere investendo sui ragazzi, sui giovani, sui bambini, e da lì partiranno tutta una serie di iniziative anche di ascolto per le famiglie, per andare a risolvere per esempio il famoso problema che sta caratterizzando la nostra città della baby gang. Ovvio che con azioni repressive da parte delle forze dell'ordine il problema lo si sposta, o magari si fa finire per qualche giorno in galera qualcuno di questi ragazzi, ma bisogna intervenire per migliorare la nostra società nei bambini, e da lì noi stiamo partendo con una rete di associazioni del territorio, quali possono essere i motoclub, quali possono essere anche le associazioni degli archeologi che stanno trovando dei pezzi storici della nostra città straordinari, per portare i bambini a contatto con tutte le realtà del territorio, che siano proprio loro a fare l'educazione civica che oggi mancano ai nostri bambini. Quindi sui bambini noi puntiamo molto, perché saranno la soluzione dei nostri problemi. Per quanto riguarda invece la sicurezza, oltre a... Aspetti, mi dica una cosa, dove ci arriviamo? Sul sociale, che ha già citato, bambini è chiaro, però ci sono delle emergenze. Citavamo i tanti appartamenti che non si possono dare, che sono in utilizzo al comune, ma hanno necessità di ristrutturazioni anche pesanti, perché proprio per questo motivo non possono essere assegnati. Sicuramente uno dei punti da andare a rivedere, migliorare, è l'assegnazione appunto degli alloggi popolari. Saranno necessari degli investimenti importanti, è uno dei temi tra l'altro che questa amministrazione ha sbagliato, perché cambiando tra l'altro la gestione degli alloggi popolari, passando da ATER a un ente, a un amministratore privato, è venuto a mancare il servizio sociale che l'ATER svolgeva. Quindi manca fondamentalmente quella sensibilità da parte dell'ente nei confronti delle difficoltà delle famiglie. Io sono entrato in contatto... Quindi per lei si torna indietro su quello? Sono alcuni temi dove sicuramente bisogna tornare indietro. Tornare a un'assegnazione che sia in tornare a mano un'associazione che sia in mano, per esempio, all'ATER, nel caso delle case popolari, o per esempio la gestione dei parcheggi che torni in mano al comune. Però ovviamente, senza toccare il lavoro onorevole, sa che molti che utilizzano questi appartamenti poi non è che siano entusiasti anche dell'ATER stessa, no? Spesso io dico che ogni servizio è migliorabile, e su questo noi dobbiamo lavorare, però noi dobbiamo partire da un punto di partenza, che è che la gestione degli alloggi popolari è un servizio sociale, non deve essere un'attività imprenditoriale da parte di un amministratore. Questo è fondamentale, e su questo noi vogliamo assolutamente incidere e tornare a dare la gestione appunto all'ATER. Sulla sicurezza allora? Sulla sicurezza io non credo che il problema sia legato alla figura del comandante, credo però che
Per esempio io negli ultimi 3 anni ho più volte chiesto di poter verificare come è gestito l'organico della polizia locale, i 90 agenti della polizia locale come vengono utilizzati durante le fasce orarie di lavoro. Purtroppo ad oggi non sono ancora stato in grado di effettuare questo sopralluogo. Perché ho chiesto questo? Perché soltanto capendo quali sono i mezzi a disposizione, gli agenti e le loro caratteristiche si può migliorare il servizio, perché volontà nostra è quella di aumentare le figure degli agenti della Polizia Municipale nel territorio per pattugliare. Però attenzione, con una grande novità: intanto ripristineremo il vigile di quartiere, ma io quello che chiederò agli agenti della polizia locale ha anche in questo caso un servizio sociale, un servizio di ascolto dei cittadini, una presenza costante nei quartieri. Devono tornare ad essere un riferimento. Non ci accontenteremo più di un semplice passaggio in auto. Noi vogliamo che i nostri agenti della polizia locale diventino i confessori, gli amici, gli angeli custodi dei nostri cittadini. In ogni quartiere? In ogni quartiere. Ci fermiamo un minuto e ripartiamo da qui con Mario Conte, vi aspettiamo. Ben 10, torniamo in diretta con Mario Conte, candidato sindaco del centrodestra a Treviso. Fronte cultura, le dirà Manildo, le dice Manildo, lo dirà domani sera quando sarà nostro ospite qui a 20:10, che si è fatto molto, citerà Marco Goldini e tante altre cose. Sì, vogliamo anche sfatare questa diceria che la cultura è di sinistra e non di destra, tant'è vero che il nostro programma sul tema della cultura è molto ambizioso. Ma anche qui praticamente ci sarà una svolta rispetto all'operato di questa amministrazione. Abbiamo fatto delle analisi e abbiamo visto che praticamente tutte queste iniziative, che in alcuni casi è vero hanno portato anche parecchi visitatori che non sono turisti, sono state delle iniziative fine a se stesse. Lei dice, hanno avuto un inizio, da Padova, dovunque sia, arrivano qui, vedono la mostra e tornano indietro. Se ne vanno e non lasciano nulla alla città. Quindi hanno avuto un inizio e una fine, e dal giorno dopo la città si è trovata forse più povera di prima. Allora noi crediamo che Treviso, l'amministrazione, debba essere regista di un percorso di crescita anche in ambito culturale. Noi metteremo in campo una programmazione a medio-lungo termine della proposta culturale, alzando anche la qualità degli eventi. Questo significa il coinvolgere tutte le realtà culturali del territorio, che anche in occasione di Treviso Capitale della Cultura, che è stata una proposta della Lega Nord, in particolare a firma mia e del consigliere Iannicelli. Non è andata tanto bene però. Non è andata bene, ma non sono state coinvolte in modo adeguato le realtà del territorio. Cioè lei diceva quel progetto o purtroppo in quel progetto e in tutto l'operato di questa amministrazione in questi 5 anni. Quindi lei dice la lettura che ne è stata data ha comportato la sconfitta, diciamo, di Treviso su questo? Perché presentare un progetto diverso? Tra le motivazioni del giudizio della Commissione c'è per esempio viene sottolineato come non fosse un progetto inclusivo delle realtà, e quindi noi su questo stiamo lavorando, ma lo stavamo già facendo fin da prima del giudizio della Commissione, anche perché riteniamo che Treviso abbia delle personalità e delle realtà nel territorio che, se valorizzate in modo adeguato, veramente possono essere un valore aggiunto per la nostra città, e siamo convinti che con una programmazione a lungo termine e con una calendarizzazione degli eventi in modo attento e dettagliato, veramente la cultura possa essere un traino importante per la rinascita della nostra città, anche da un punto di vista turistico. Ma per esempio, passando nel campo del turismo, riteniamo che il turismo del capoluogo non possa fare a meno che di ragionare, per esempio, in scala provinciale. Tra l'altro voglio ricordare che a 40 km da noi abbiamo la città più turistica del mondo, Venezia. E quindi è assolutamente necessario mettere in campo delle iniziative atte a trattenere nel capoluogo di Treviso almeno il 10% dei turisti che vanno a Venezia, e ricordo che atterrano a Treviso. Quindi la mancanza di iniziative e di promozione della nostra città ha fatto sì che la crescita da un punto di vista turistico sia stata veramente deludente. Lei immagina qualcosa che sia per il turista che viene a Venezia e che atterra a Treviso possa
essere un pacchetto in qualche maniera, cioè Io voglio, includere io oltre che voglio andare a Venezia dire, io qualcosa voglio qui. andare a dire ai turisti delle 19 località europee che sono collegate con l'ospedale di Treviso che se vengono a Treviso, dormono a Treviso, mangiano a Treviso, vivono la cultura di Treviso, a Venezia li accompagniamo noi. Perché il giorno dopo li accompagniamo a Valdobbiadene, il giorno dopo li accompagniamo ad Asolo e questo è un pacchetto che noi vogliamo fornire a tutti i turisti che vengono da tutta Europa, grazie anche alla sinergia che stiamo creando con tutte le realtà turistiche del territorio. Marchio Prosecco, diciamo, in qualche maniera. Assolutamente sì, è un nostro brand e dobbiamo valorizzarlo. Ad oggi non c'è nessuna iniziativa collegata al Prosecco che venga svolta in città. Pensa a un'idea del genere allora. Assolutamente sì. Io rabbrividisco quando vedo che il Festival del Prosecco viene fatto a Jesolo. Faccio i complimenti all'amministrazione comunale di Jesolo per questa iniziativa, ma credo che sia Treviso che debba portarsi a casa questo tipo di iniziativa. Non una nuova Ombralonga, vero? Però un Festival del Prosecco. Uno dei temi chiave sulla quale noi punteremo è la qualità, perché Treviso è una città che è in grado di dare molta qualità. E su questa noi lavoreremo in tutti i temi, magari qualche manifestazione in meno, ma organizzata meglio e dando qualità. Ecco che Treviso tornerà a essere attrattiva. Il fondamentale per noi è che chiunque dal nord Italia, dall'Italia o dall'Europa deve dire io voglio andare a Treviso perché a Treviso c'è qualità, cultura di qualità, la vita è di qualità, il turismo è enogastronomico, la proposta enogastronomica è di qualità, ecco perché io voglio andare a Treviso. Questo deve essere il pensiero che i nostri turisti devono avere. Oggi purtroppo non ci conoscono e ricordo che Treviso con l'aeroporto è collegata a 19 città europee. Senta, visto che dobbiamo parlare anche del centro, le piacciono i vasconi di Santa Maria dei Battuti? Sono un po' dei birilli per le auto, insomma, Sì, almeno un paio sono già stati danneggiati. Quella è una scelta architettonica dello studio dei progettisti che io non voglio discutere. Discuto molto di più le modalità che ci hanno portato ad arrivare a quella piazza. No, allora credo che nel complesso la piazza non sia nemmeno brutta. Secondo me però è evidente che c'è un problema di concetto. In una piazza che è pedonalizzata, per 3 volte 3 auto hanno rotto 2 panchine e una fontana, quindi è il concetto di penalizzazione sbagliato e quindi qui ci sarà, anche in questo caso, ci sarà la grande svolta. Noi riteniamo che in un momento di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo e senza aver fatto tutta una serie di passaggi dal miglioramento del servizio pubblico al nuovo piano parcheggi alla rianimazione del centro con eventi di qualità non si possa chiudere il centro con i varchi elettronici, quindi noi li riapriremo e utilizzeremo quei varchi soltanto per motivi di sicurezza e faremo in modo che la città sia pedonalizzata il sabato e la domenica, ma non daremo deroghe come è stato fatto adesso, perché oggi hanno installato i varchi elettronici ma hanno autorizzato 6.000 auto al passaggio, quindi credo che sia veramente assurdo. Questo ce l'aveva detto, ha aggiunto che il sabato e la domenica pensa che il sabato e la domenica la città pedonalizzata è bellissima, ma sarà chiusa a tutti, eccezione fatta dei residenti. Altre cose che ha inserito nel programma? Ma ci sono tante cose, perché per esempio relativamente ai quartieri noi abbiamo fatto un'analisi anche attraverso dei dati ricavati dai rilievi della polizia locale per la messa in sicurezza delle piste ciclabili. Questa amministrazione si è impegnata molto nel realizzare delle nuove piste ciclabili molto discutibili come quella di Viale Montegrappa, ma si è dimenticata di mettere in sicurezza le esistenti. Vi faccio un esempio, c'è la pista ciclabile che collega il quartiere San Paolo al centro attraverso la Feltrina, che negli ultimi 3 anni ha visto rilevare 20 incidenti stradali, di cui 2 mortali. Questa è una priorità. Poi è necessario mettere in campo anche un piano di realizzazione dell'impianto fognario a partire dai quartieri, perché in molte zone della città siamo sprovvisti e quindi anche qui stiamo cercando un dialogo con l'ente gestore per far sì di creare una programmazione veramente quinquennale di piccoli interventi che possano creare un grande progetto di rete della rete fognaria. Sono certo che lei sia conscio di quanto costa un progetto di questo tipo. Sì, sono conscio. Che sottolineavamo la settimana scorsa con Maristella Caldato, adesso Manildo ha recuperato questo tesoretto, Save, bando quartieri e via dicendo, bando periferie e via dicendo, che dall'anno prossimo è tutto impegnato, che dall'anno prossimo il bilancio
i soldi spendibili scende di nuovo a 5 milioni al massimo. Che si fa con quello? Non si può fare molto, ci sarà ovviamente una scala di priorità, ma noi istituiremo un ufficio Europa. Questa sarà una grande novità della nostra amministrazione, che è un ufficio di progettisti europei che quotidianamente lavorerà nell'elaborare progetti per l'amministrazione e quindi per esempio per un riuscire ad grande attingere finanziamenti dall'Unione Europea? Dall'Unione Europea, che oggi è una fonte... Questo ce lo dicono tutti i campagni elettorali, io No, le auguro noi in qualsiasi senso di farlo veramente, perché poi... Noi ci siamo già mossi in tal senso e credo che faremo molto di più dell'attuale amministrazione, perché per quanto riguarda i fondi europei ha portato a casa veramente poco, al netto dei fondi che ha portato a casa la Regione Veneto e poi distribuito nei 5 capoluoghi di provincia. Però io credo moltissimo nell'ufficio Europa, anche perché la grande novità sarà che questo ufficio, oltre a portare avanti tutti i progetti per l'amministrazione comunale, sarà il partner ideale per tutte le associazioni del territorio che vogliono affacciarsi al mondo dei bandi europei. Cioè quindi essere un tramite anche intende? Un partner. Noi saremo il partner ideale, per esempio, per tutte le associazioni culturali e sportive che nei fondi europei possono trovare veramente delle risorse importanti. Ma mi fa un esempio di quanto spera di riuscire ad attirare come investimento quantitativo? No, oggi dare una quantificazione non sarebbe corretto nei confronti anche dei cittadini, perché ricordo che la progettualità poi è quella che determina il fondo e il contributo che si riesce a portare a casa. Noi l'impegno che posso prendermi fin da ora è che metteremo in campo quanti più progetti possibili, creando appunto questo ufficio che è preposto, si occuperà soltanto di progettazione di bandi europei, perché sia in ambito ambientale, per esempio anche il rifacimento delle fognature, sono tutte opere che potrebbero trovare il finanziamento in Unione Europea. Altro? Ma altro, ci sarebbe da parlare, ne abbiamo tante ancora, ci sarebbe tanto da parlare. Vogliamo riportare a casa la gestione dei parcheggi, che a oggi è stata ceduta con una gara d'appalto a una società privata. Noi riteniamo che alla scadenza di questa convenzione sia fondamentale ritornare a gestire i parcheggi, anche per poter incidere in eventuali proposte migliorative che possono agevolare anche il commercio. Porto l'esempio di Conegliano, che per esempio il sabato ha reso i parcheggi gratuiti. Noi oggi a Treviso non lo possiamo fare perché il nostro referente è una società privata che ha acquisito una gara d'appalto con una determinata retribuzione, e quindi noi sulla base di quello dobbiamo adeguarci, ma credo che su questo noi possiamo lavorare e sarebbe un tasto importante per poter incidere da un punto di vista di agevolazioni nei confronti soprattutto dei commercianti e dei residenti. Però significa una gestione, è complicato poi la gestione, riportarla in house, come si dice. Non è complicato perché l'abbiamo fatto per parecchi anni. Certo, però tutte le città ormai affidano ad altre società, no? La gestione dei parcheggi. Ma noi dalle altre garantiscono forse più investimenti sul territorio? Ma non è il caso nostro. Non è il caso nostro, e noi tra l'altro avevamo, per esempio con Trevisosta, avevamo un esempio virtuoso di gestione dei parcheggi, e quindi è stato un peccato che Trevisosta non abbia potuto continuare nel servizio di gestione dei parcheggi. L'altro tema chiave è che vogliamo andare a ridiscutere il servizio di pulizia della città e di porta a porta con Contarina. Uno dei temi perché che veramente... non vi soddisfa? No, assolutamente, ci sono molte cose da migliorare. Crediamo che il porta a porta in centro storico fatto con i bidoncini non sia la soluzione adeguata a un centro storico dell'importanza di Treviso, e quindi anche... Però già hanno cambiato la dimensione dei bidoncini, no? Ma non hanno risolto il problema. E qual è il problema? La soluzione, se vuole dico, il problema è che ci sono i bidoncini ovunque e a qualsiasi ora della notte passano sti camioncini, veramente creando anche dei disagi ai residenti. Porta a porta, che per esempio in alcuni quartieri va benissimo, io non sto discutendo a priori e completamente il progetto. Però in centro storico da cambiare? Però in centro storico le isole ecologiche interrate credo che possiamo assolutamente permetterci. Anche quello è un investimento, ovviamente. È un investimento che dovrebbe fare Contarina. È un investimento che per migliorare la qualità della vita e il decoro della città di Treviso sia doveroso fare. Allora si fa soprattutto nelle zone centrali, tipo le piazze. In centro storico non si per tutti si quanti. possono ricreare delle zone che poi saranno da catalizzatore
per un'ampia zona del centro storico, ma sono convinto che come oggi i residenti del centro si spostino di qualche centinaia di metri per andare a portare sul container mobile e le loro immondizie, lo faranno anche in occasione lei pensa delle quindi a un isole. catalizzatore perché diventi un riferimento per quella zona allora? Credo che si possa suddividere il centro in zone e creare delle isole ecologiche interrate. Bene, grazie Mario Conte per essere stato con noi. Grazie a tutti. Grazie per averci seguito. Vi ricordo, tra poco più di mezz'ora c'è Ring. Parliamo di Felice Maniero, rivedremo quell'intervista che ha destato tante polemiche, la commenteremo con uno degli investigatori che ne gestì l'arresto ovviamente e la condanna. Grazie per averci seguito, ora il telegiornale del Veneto.